Si è insediato oggi il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento e Calogero Barbera, stamani cerimonia di accoglienza presso la caserma di Villa Seta. Presentato ieri allo Spazio Temenos di Agrigento il nuovo libro del parlamentare di Nord Chiama Sud, Cateno De Luca, a intervistarlo la nostra collega giornalista Margherita Trupiano. Presentata ieri a Favara la nuova fondazione culturale dedicata a Calogero Marrone, partigiano favarese deportato dai nazifascisti. Firmato un protocollo d'intesa tra l'Università e Sigindustria per i giovani universitari agrigentini al Gallo di Agrigento a Pericena, Open Day al Martin Luther King di Favara. L'Acracas sconfitta a Portici, intervista al patron Giuseppe Deni sul futuro della squadra. Buongiorno con il nostro appuntamento di TV Notizie. Si è insediato oggi il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento e Calogero Barbera, originario della provincia, ingegnere meccanico, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Stamani la cerimonia di accoglienza presso la caserma di Villa Seta. Noi eravamo sul porto. Si è insediato stamani il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento e Calogero Barbera, originario della provincia di Agrigento, ingegnere meccanico e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Oggi la cerimonia di accoglienza presso la caserma di Villa Seta. Calogero Barbera subentra ad Antonio Giulio Durante, che è stato trasferito al comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. Con quale spirito si approccia a questo incarico qui ad Agrigento, considerando anche la sua esperienza nel corpo? Lo spirito mi piace rappresentarlo in estrema sintesi: orgoglio ed emozione. Io sono di origini siciliane, conosco bene questo territorio mi piace, è un territorio di valori, di tradizioni, di innovazioni, e io tutta l'organizzazione che da oggi ho l'onore di rappresentare dobbiamo essere all'altezza di questo territorio. Come intenderà portare avanti questo incarico qui ad Agrigento? Sono un territorio abbastanza vasto, anche difficile, diciamo, morfologicamente. Impegno, passione, dedizione, esperienza, capacità, professionalità che non sono mie, ma sono del Corpo Nazionale. E il comando di Agrigento è uno dei comandi blasonati del Corpo Nazionale. Che avete anche a Lampedusa, credo, sì, immagino, sì, avete a Lampedusa, no? Assolutamente sì, la realtà e l'impegno di Lampedusa per il comando dei Vigili del Fuoco è per l'aeroporto, per un presidio di risposta di soccorso del territorio dell'isola e in supporto per le situazioni potenzialmente di rischio legati ai flussi dei migranti, sempre per gli aspetti antincendi. Ecco, qual è la situazione qui della caserma d'Agrigento? A livello di personale, di mezzi, insomma, si può avere di più, so che ultimamente sono state anche delle lamentele sindacali. Guardi, io sono un tecnico, sono di estrazione tecnica. La soluzione banale di decuplicare gli uomini, decuplicare i mezzi, decuplicare le risorse è tutto ottimizzabile e tutto ampliabile. Mi piace essere coerentemente pragmatico, con le risorse e le dotazioni che riconosco adeguate. Dobbiamo crescere in impegno, in dedizione e in professionalità, quindi mi piace con le risorse in essere crescere per le esigenze del territorio. Presentato ieri presso lo Spazio Temenos di Agrigento il nuovo libro di Cateno De Luca, Non tutto è successo. A intervistarlo la collega Margherita Trupiano, Il Servizio. Presidente, oggi ad Agrigento per presentare questo nuovo libro. Un libro in cui lei racconta la sua vita, ma ancora bisogna che succeda qualcosa. Beh, non tutto è successo, ha vari significati, un messaggio ai giovani per evidenziare che gli obiettivi si raggiungono con grandi sacrifici e soprattutto nella vita capita a tutti di avere delle sconfitte. Io ho avuto anche tante sconfitte e dico chiaramente che la mia vita non è stata costellata solo da successi. In questo libro sono evidenziati questi aspetti. Non tutto è successo
significa anche che qualche trappola che qualcuno ha così predisposto per me, magari per spaccarmi le gambe, come si dice in gergo, non è andata a buon fine, quindi non è tutto successo ciò che altri hanno programmato per me. Non tutto è successo significa anche che ancora abbiamo tante cose da fare e ovviamente obiettivi non solo di carattere personale ma anche di carattere politico. Il libro si chiude con il 15° capitolo, dove si ribadisce chiaramente che stiamo lavorando per la presidenza della regione siciliana. Cosa potrebbe succedere allora? Succederà che in Sicilia si affermerà un'area alternativa a questo centrodestra e ci sarà una rivoluzione generazionale. Questo è il lavoro che stiamo facendo oggi e stiamo riuscendo anche a compattare un fronte al quale stiamo dando una progetto. Ma lei crede che la Sicilia abbia gli attributi, tra virgolette, per cambiare? Io parto dal presupposto che come ho avuto la possibilità di amministrare 5 enti territoriali diversi, cercando di mettere a frutto e a disposizione la mia esperienza, i siciliani con quello che è stata la elezione del 25 di settembre 2022 ha dato un segnale chiaro e forte, perché è la prima volta che un progetto civico con le mani libere riesce ad affermarsi rispetto ai partiti blasonari e soprattutto ai partiti nazionali. Si è aperto un varco, questa è la verità, diciamo che ci siamo prenotati il posto per la prossima occasione. Lei dopo 2 mesi è ritornato all'Assemblea regionale siciliana, come ha trovato quell'ambiente? Beh, nulla di nuovo, sempre il solito andazio e soprattutto un andamento lento impresso dal presidente Schifani e dalla sua squadra. Ha fatto un grande errore, secondo me, a candidarsi, sta facendo un grande errore da presidente, cioè quello di svendere la Sicilia agli interessi dello Stato. Proprio in queste ore lo abbiamo accusato di alto tradimento perché ha preso quasi 2 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione, togliendole per le strade, togliendole per realizzare interventi di vivibilità, per mettere in sicurezza le scuole e darle per realizzare il ponte sullo stretto di Messina, all'insaputa di tutti. L'abbiamo preso con le mani nella marmellata e lo aspettiamo in aula, l'ho ribadito oggi nel mio intervento, è un grande traditore. Passerà questa finanziaria? Beh, la finanziaria passerà perché è ovvio che noi non siamo così scellerati da bloccare il sistema Sicilia. Certamente ci siamo presi la responsabilità di sistemare molti articoli di questa legge di stabilità, lo abbiamo fatto, gli abbiamo fatto togliere 10 articoli non potabili, 20 li abbiamo revisionati secondo quello che era una logica che portava a una condivisione. Ora in aula cercheremo di migliorare ancora il testo. Naturalmente la legge di stabilità si farà anche in tempi abbastanza rapidi, ma ovviamente non è la legge di stabilità del governo Schifani. Come vi preparerete al prossimo appuntamento elettorale europeo? Il vostro partito Nord chiama Sud so che si impegnerà per ottenere almeno un rappresentante in Europa. Noi abbiamo le condizioni per eleggere il nostro europarlamentare, dobbiamo stare attenti a fare un accordo che ci metta nelle condizioni di esprimere la nostra progettualità. Ci sono dei ragionamenti avviati con Calenda per vedere di fare una lista in comune, ma abbiamo anche chiesto in subordine ospitalità sia al PD che a 5 Stelle per poter esprimere il nostro candidato ed eleggere il nostro europarlamentare. Questo lo stiamo facendo alla luce del sole perché ovviamente la nostra è una forza politica che è nata un anno fa, non abbiamo per ora la velleità di poter affrontare le europee per superare lo sbarramento del 4%, quindi è una strategia che intanto a piccoli passi, come abbiamo fatto anche nel 2017 quando abbiamo fatto l'accordo Sicilia Vera UDC, perché ancora non avevamo la forza di esprimere il 5%, però a distanza di 5 anni siamo la prima forza politica in Sicilia per le regionali. Cosa augura ai siciliani per il 2024? Ai siciliani auguro di avere una classe politica che naturalmente faccia sempre più gli interessi dei siciliani e soprattutto auguro ai siciliani anche di ritrovare la speranza e la voglia di reagire, perché questa in molti momenti è mancato, questo clima di assuefazione non serve alla Sicilia e ai siciliani e naturalmente questo anche per premiare coloro che come me, ma come tanti altri, hanno deciso di rimanere in Sicilia e di combattere un sistema del quale ovviamente dobbiamo lavorare per archiviarlo in termini irreversibili. In soffitta i liberi consorzi dei comuni, ritornano le province, si attende
quello definitivo all'Ars, ma i problemi restano uguali a quelli che ne determinarono la soppressione. Il servizio di Margherita Trupiano. La Sicilia del governo Crocetta fu la prima a cancellarle e paradossalmente potrebbe essere la prima a reintrodurle. Parliamo delle province regionali per le quali è arrivato il via libera in Commissione Affari Istituzionali di quel disegno di legge che parla di disciplina in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane, che prevede tra le altre cose la reintroduzione del voto diretto, anche se ancora non ci sono certezze sui tempi nei quali possano avvenire le elezioni e dunque adesso sul DDL dovrà pronunciarsi l'Aula con la discussione e il voto finale. Si torna a 316 nuovi amministratori eletti alla prima tornata, che si svolgerà in base agli attuali collegi come prevede una norma transitoria. In soffitta dunque vanno i liberi consorzi, mentre resteranno le 3 città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. E se l'esigenza di sopprimerle era determinata da motivi economici, da più parti vengono sollevate perplessità in quanto la reintroduzione delle stesse, con un problema di fondi che rimane in emergenza assoluta, potrebbe riproporre la classica situazione del cane che si morde la coda. Di fatto esiste un grosso problema legato agli organici degli enti, nei quali nel frattempo, a causa dei pensionamenti, diventa necessario procedere a nuove assunzioni con aggravio di costi. La legge prevede che gli enti intermedi, a differenza di comuni e regioni bloccati fino a nuovo ordine, possano procedere al turnover, cioè sostituire il personale pensionato con nuove assunzioni. Peccato che semplicemente le risorse non ci siano. Le competenze delle province sono di fatto strategiche se solo si pensa alle migliaia di chilometri di strade provinciali dalle stesse gestite e dalle centinaia di scuole. Dunque nulla sarebbe cambiato in assenza di contributi in termini di trasferimenti economici da parte dello Stato, una strada che si profila per questo in salita. Firma del protocollo d'intesa oggi tra il Polo Territoriale Universitario di Agrigento e Confindustria. L'accordo segna l'inizio di una proficua collaborazione che ha per oggetto l'attività di ricerca e l'inserimento dei giovani universitari in azienda. Noi abbiamo seguito l'evento. Presidente, oggi una conferenza stampa per annunciare questo protocollo d'intesa con l'Unione degli Industriali. Ecco, di cosa si tratta e quali sarà il futuro prevedibile? Dunque, oggi siamo qui per firmare finalmente questo accordo, questo protocollo che unisce gli interessi dell'Università degli Studi di Palermo e quindi del Polo Territoriale Universitario di Agrigento con quelli di Sicindustria. È un momento importante secondo me perché si sancisce un patto di collaborazione virtuosa nel territorio con cui potremo portare avanti delle iniziative molto interessanti di ricerca, di approfondimento sicuramente a vantaggio dei nostri iscritti e dei nostri laureati in economia, che potranno pure portare il loro contributo, la loro conoscenza e la loro formazione presso le imprese e quindi ci sarà una filiera virtuosa con cui i nostri laureati già possono fare non solo tirocinio, ma possono prendere confidenza, possono partecipare alle attività di queste imprese e anche dare il loro impulso di giovani studiosi. E d'altra parte noi siamo molto lieti di accogliere questa proposta da parte degli industriali che mi sembra veramente un fatto molto concreto con cui il mondo dell'impresa partecipa intanto il proprio interesse, ma anche si mette a disposizione per dare un contributo fattivo in un territorio
in cui diciamo, questa collaborazione non è proprio così semplice, cioè noi non siamo un ateneo come quelli del nord, per cui diciamo, è quasi naturale che le imprese lavorino insieme all'università e si crei questa collaborazione che naturalmente vede proprio gli iscritti, i laureati inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi che ci sia questa iniziativa proprio ad Agrigento, che è l'università più a sud d'Europa e più a sud d'Italia, diciamo, mi pare un fatto molto importante e innovativo. A partire da oggi, secondo me, porteremo avanti delle iniziative di cui Agrigento trarrà molto beneficio, e soprattutto i nostri studenti e i nostri laureati, che troveranno già un terreno molto favorevole per il loro impiego e il loro lavoro. Il protocollo è importante per le aziende perché finalmente riusciamo a trovare una collaborazione con l'università per intercettare i giovani laureati e cercare di collocarli all'interno delle nostre aziende. È una nostra grande esigenza. Questa opportunità, tra l'altro, ci consente di cercare di mitigare questa fuga di cervelli, come viene chiamata, verso il nord, e cercare di trovare un posto di lavoro ai nostri ragazzi e alle nostre aziende. Ecco, come valuta questa collaborazione fra il mondo dell'istruzione e il mondo dell'industria qui ad Agrigento, dove diciamo penso che il settore sia un poco in crisi, i ragazzi partono, insomma, per cercare un po' di smuovere le acque? Guardi direttore, abbiamo visto lo scorso anno che molti giovani che si diplomano e si laureano se ne vanno, quindi un territorio che è sostanzialmente rovesciato all'impoverimento sulle nuove generazioni. Abbiamo allora iniziato un progetto con la firma di un protocollo fra Sicindustria Agrigento e 7 istituti tecnici, attraverso il quale progetto i giovani, una volta diplomati, potranno incontrare le imprese che manifesteranno le loro esigenze di professionalità tecnica, e quindi faremo questo matching in un'apposita giornata che sarà un Career Day. Sulla base di questa iniziativa, che abbiamo già sviluppato lo scorso mese di maggio, abbiamo adesso innervato anche l'Università di Agrigento, perché è prezioso ovviamente il contributo che può dare alle imprese, per trasferire all'interno di questo grande progetto anche le risorse universitarie laureate e laureande, che possono così prendere contatti con il territorio e riversare sulle aziende le loro competenze. È stata presentata ieri a Favara la Fondazione Culturale Calogero Marrone, il giusto tra le nazioni, figlio di Favara, morto nel campo di concentramento di Dachau, dove era stato deportato dai nazifascisti. Il servizio del collega Giuseppe Moscato. È stata presentata ieri a Favara la Fondazione Culturale Calogero Marrone, il giusto tra le nazioni, figlio di Favara, morto nel campo di concentramento di Dachau, dove era stato deportato dai nazifascisti per aver aiutato, in qualità di capo dell'ufficio anagrafe del comune di Varese, ebrei e antifascisti ad espatriare, fornendogli documenti di identità falsificati. Grazie al disegno di legge a suo tempo presentato dall'onorevole Giovanni Di Caro, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge di costituzione della Fondazione. Successivamente il Consiglio Comunale di Favara ha approvato lo statuto della Fondazione Calogero Marrone, che ieri ha costituito il Consiglio direttivo. Ne fanno parte il sindaco pro tempore Antonio Palumbo nella qualità di presidente, i promotori dell'iniziativa Rosario Manganella, presidente dell'Istituto Marrone, Calogero Castronovo, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Favara, con loro la dirigente scolastica Gabriella Brucoleri, il preside in pensione Totò Pirrera, il vice sindaco Antonio Liotta nella sua qualità di assessore pro tempore alla cultura. La Fondazione avrà il compito di raccogliere il patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico e valorizzare la figura dell'eroe Calogero Marrone, giusto tra le nazioni. Stasera stiamo presentando ufficialmente la Fondazione Marrone. Finalmente siamo riusciti, dopo un lungo travaglio, ad avere tutto in regola. Abbiamo registrato ufficialmente la Fondazione, che era stata costituita con decreto del Presidente della Regione, e di questo ringraziamo sicuramente l'onorevole Giovanni Di Caro, che su questo ci ha aiutato tanto e si è innestato questa iniziativa. Oggi costituiamo parte del direttivo presente,
per annunciare che finalmente la Fondazione Marrone è una realtà e che potrà presto, iniziamo dall'anno nuovo, iniziare ad operare per quello che sono gli obiettivi della Fondazione, che sono sicuramente nella prima fase quella di far conoscere questo nostro eroe non più dimenticato, fortunatamente, con quello che le opere che ha realizzato, per poter parlare anche di Shoah, ma di tragedie in generale della Seconda Guerra Mondiale, degli insegnamenti che ci ha dato quella tragedia, e poi come idea di tutti quella di approfondire, grazie anche alla possibilità di utilizzare la Fondazione con gli eventuali finanziamenti che arriveranno, per poter approfondire le figure storiche, le figure importanti del nostro territorio. Ma questa sera, così come ricordava il sindaco, presentiamo ufficialmente alla città di Favara per tutta la nostra provincia e più in generale anche per altre zone del paese quella che è la nascita dell'associazione che assume questa volta una veste diversa rispetto a quella che finora abbiamo conosciuta, nel senso che adesso abbiamo dato vita ad una fondazione culturale, Calogero Marrone, così testualmente chiamata, che lo ricordava il sindaco, ma io lo voglio ribadire ancora una volta, che tutto questo lavoro è un lavoro che parte da lontano, parte soprattutto dal nostro amico onorevole Giovanni Di Caro, che durante la sua permanenza all'Assemblea regionale siciliana si è fatta carico di dar vita a questa associazione attraverso la presentazione di una proposta che è stata discussa e approvata dal Parlamento regionale proprio questo. Ci siamo chiesti quale fosse il giusto tributo da riconoscere a una persona giusta quale era Calogero Marrone, e si è deciso il gesto più estremo dal punto di vista normativo è quello proprio di istituire una fondazione culturale. Devo dire una cosa, io devo fare complimenti a tutti i componenti della fondazione, sono stati presentati poco fa, perché ogni qualvolta a partire ovviamente dal presidente, ogni qualvolta si parla di fondazioni ci sono sempre polemiche, ci sono sempre liti, noi le viviamo quotidianamente con altre fondazioni di altre città. Devo dire che la fondazione è partita con il piede giusto, ha una strada davanti che pure si pone come obiettivo quello di far conoscere la figura, non solo la figura di Calogero Marrone, ma anche i valori che questa figura riesce anche oggi ad emanare, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Per la sua sensibilità ha avuto modo di salvare centinaia e centinaia di vite umane, rischiando, anche qui tra virgolette, perché rischiando, di fatto poi ha dato la sua vita, perché fu scoperto e portato a Dachau, dove appunto lì morì. Che possa essere un esempio per i nostri giovani, come si diceva poco fa, perché tutti abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di capire che la nostra società, specialmente quella favarese, è una società molto complessa, che insieme a tanti problemi ci sono tante belle figure che hanno dato dignità e rispetto alla nostra cittadinanza. Stanotte omicidio a Palermo, ucciso a colpi di pistola un giovanissimo, si tratta di Rosolino Celesia, 22 anni, il fatto di sangue è avvenuto nei pressi della discoteca Nocte. Sembrerebbe che una rissa iniziata nel locale sia poi proseguita in strada, dove il giovane sarebbe stato ucciso con 2 colpi di pistola. La corrispondenza di Palermo.
Gravissimo fatto di sangue a Palermo, ucciso nella notte a colpi di pistola un ragazzo di 22 anni. Si tratta di Rosolino Celesia, colpito da 2 proiettili, uno al collo e l'altro al torace. Sembrerebbe in seguito ad una rissa che avrebbe avuto inizio all'interno della discoteca Noct 3 di via Pasquale Calvi, in pieno centro città, e proseguita all'esterno del locale in via Giovanni Raffaele, dove sarebbero stati esplosi colpi di pistola che hanno ucciso il giovanissimo. La vittima è stata trasportata all'ospedale civico, ma a nulla sono valsi i soccorsi. Sul luogo dell'omicidio in corso i rilievi della polizia scientifica. Questo può definirsi il tragico epilogo di una serie di episodi che hanno segnato nelle scorse settimane il centro di Palermo. Proprio nella zona dell'omicidio, qualche giorno fa, le forze dell'ordine erano intervenute in massa in seguito a diverse segnalazioni di allarme per una rissa tra giovani in strada. Al loro arrivo però non trovarono più nessuno. Il 10 dicembre scorso, in via La Lumia, durante una maxi rissa scoppiata in strada, venne ripreso da un telefonino un uomo che esplodeva a colpi di pistole in aria. Non solo mala movida, ma evidenti e gravissimi segnali di criminalità diffusa in una città dove il termine sicurezza perde il suo significato giorno dopo giorno. Al via dalla mattina di domani, 22 dicembre, l'iniziativa Il Natale per Tutti, giunta alla sua terza edizione e promossa sin dal primo anno da Daniela Catalano, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia. L'evento verrà ospitato presso l'Hotel Costa Azzurra a San Leone e prevede una non-stop di 10 ore dalle 10 del mattino alle ore 22, nel corso della quale la cittadinanza verrà inviata a donare una busta di alimenti con particolare attenzione alle preferenze verso i bambini, che a fine giornata saranno consegnate per il tramite di referenti ecclesiastici a famiglie che affrontano momenti di difficoltà. E si è svolta ieri presso i locali dell'Istituto Enogastronomico Gallo un aperitivo sotto le stelle, una pericena, dove gli alunni hanno presentato le attività proposte e la visita ai laboratori, un evento che si è svolto in contemporanea nazionale anche in altri istituti enogastronomici. Ad accogliere alunni, docenti e familiari in vista delle nuove iscrizioni è stata la dirigente scolastica Giovanna Pisano. Noi abbiamo seguito l'evento. L'Istituto Gallo questa sera organizza un evento particolare, una pericena proprio per accogliere i ragazzi, le famiglie che stanno pensando magari di iscriversi ai nuovi corsi. Preside, parliamone. Sì, è la prima edizione della Pericena sotto le stelle, questa iniziativa che contemporaneamente si sta svolgendo in più di 20 istituti professionali, alberghieri della Sicilia, ed è un momento di festa, di apertura al territorio e a tutti coloro che collaborano con la comunità scolastica, perché vogliamo insieme augurarci buon Natale, buon anno, ma vogliamo anche far conoscere le potenzialità, la ricchezza dell'offerta formativa della nostra scuola e l'entusiasmo con cui docenti e alunni si mettono in gioco per realizzare delle splendide situazioni, banchetti e tutto quello che ha a che fare con l'accoglienza. Questo è molto bello perché fa capire quando una scuola sia viva, vivace, quando senta veramente lo spirito di gruppo, di appartenenza. Siamo veramente un team e vogliamo far capire anche che dietro ogni piatto, ogni azione messa in atto da docenti e alunni c'è tutto un retroterra di studio culturale, c'è una conoscenza di base che è proprio poi quello che è il nostro obiettivo, l'obiettivo della nostra scuola, rendere i ragazzi non solo competenti nelle discipline tecniche, professionali, ma anche colti, capaci di conoscere dietro ogni piatto la tradizione, la cultura e tutto quello che ad esso è legato. È indispensabile in questo momento, io ritengo, questo tipo di approccio al nostro questo modo di far scuola, perché capiamo che è alla base dello sviluppo di un territorio. Il nostro è un territorio a vocazione turistica e curando l'accoglienza, la cucina, questi aspetti diciamo legati proprio alla, al rendere pienamente accogliente l'ambiente, può sicuramente giovare a far della nostra città, che si appresta a diventare capitale della cultura,
addirittura per il 2025, una realtà molto interessante che sicuramente verrà apprezzata da tante persone. Tra l'altro il settore della ristorazione è un settore in fortissima espansione che segna proprio il Made in Italy e quindi di facile occupazione per i ragazzi futuri un domani come sbocco di lavoro. Certamente, la nostra è una professione, quella dell'enogastronomia in generale, dell'ospitalità alberghiera, molto richiesta. I ragazzi, terminato il diploma, hanno l'opportunità di inserirsi anche in realtà molto importanti, del resto collaborano durante gli anni della scuola con realtà di eccellenza, hanno appena terminato uno stage all'Adler, a Siculiana, cioè proprio noi vorremmo rendere entusiasti i nostri ragazzi, orgogliosi, in modo tale che possano far fruttare al massimo i loro talenti e le loro potenzialità. Tra l'altro stiamo vedendo tantissimi menù, un menù ricchissimo con tanti piatti che si possono gustare. Diciamo che sia gli studenti che i professori si sono sbizzarriti nel preparare direttamente qui tanti cibi gustosi, addirittura stanno preparando la ricotta e il formaggio, stanno preparando i panini, i tipici panini con le panelle e la meusa, accanto ad altre bontà tipiche siciliane anche per quanto riguarda la pasticceria, in modo particolare con i panettoni a pistacchio e i pandori. Cioè l'entusiasmo che c'è stato in questi giorni, devo dire che è stato qualcosa di singolare. Sono queste le cose che in una scuola danno la carica e rendono più lieve anche il carico di lavoro che quotidianamente tutte le scuole dobbiamo sopportare. Ricordiamo un altro Open Day che ci sarà prima delle iscrizioni. Sì, avremo un Open Day il 20 gennaio e un altro il 3 febbraio. Sono momenti di apertura della scuola proprio per dare le giuste informazioni, per aiutare questi ragazzi ad orientarsi, ad operare delle scelte consapevoli, in quanto siamo coscienti del fatto che questa scelta condizionerà forse la loro vita futura e la loro professione. La linea alla regia per la pubblicità. Open Day ieri a Favara presso la sede del liceo statale Martin Luther King, presente la dirigente scolastica Mirella Vella, che ha annunciato le novità dell'istituto nel corso del prossimo anno scolastico. L'intervista alla dirigente. Oggi Open Day all'Istituto Martin Luther King di Favara per presentare l'offerta formativa, la nuova offerta formativa che il vostro liceo proporrà ai neoiscritti. È un primo appuntamento, ce ne sarà un altro prossimamente a gennaio. Sì, oggi siamo lieti di accogliere i ragazzi, i genitori che devono fare una scelta importante, la scelta del liceo da frequentare per l'anno prossimo. La nostra offerta formativa è un'offerta che sicuramente si radica nella tradizione, una tradizione ben consolidata, ma che sembra molto attenta alle esigenze dell'utenza e quindi alle esigenze di rinnovarsi, di proporre nuove curvature e soprattutto siamo molto attenti anche a rinnovarci in linea con quelle che sono le indicazioni ministeriali ed ad approntare anche dei locali accoglienti per i nostri futuri alunni. No, prego. Gli indirizzi ovviamente del liceo scientifico tradizionale, la curvatura biomedica, il liceo delle scienze applicate. Quest'anno avremo anche di prossima attivazione il liceo scienza dati ed intelligenza artificiale con quindi un potenziamento dell'informatica, ed ancora il liceo scienze umane tradizionale, l'economico-sociale, il liceo linguistico e il liceo artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale. Verranno oggi a conoscere la scuola, ma soprattutto i laboratori, e quindi cominceranno ad avvicinarsi al mondo del King, alla didattica del King, e che veramente cerca di orientare a 360 gradi per formare l'alunno ma anche il buon cittadino di domani. Quanto è importante che una scuola si aggiorni per offrire sempre di più ai neostudenti che devono approcciarsi, a un mondo sempre in evoluzione, in particolare verso un mondo digitale. Sì, è determinante, anche perché
questi alunni sono già differenti rispetto a quelli di 10 anni fa e lo saranno ancora quelli tra 10 anni e ormai vivono immersi nella tecnologia, ed è chiaro che anche messaggi e contenuti li dobbiamo trasmettere con modalità alternative. La disciplina alla base, ma la metodologia completamente rinnovata, perché è chiaro che i ragazzi oggi hanno bisogno di altro. Ci sono spazi dedicati anche all'attività motoria? Sì, diciamo anche che a gennaio andremo ad inaugurare la nostra palestra, che grazie all'intervento dell'ente provincia è completamente ristrutturata, e quindi potranno fruire di uno spazio per l'attività delle scienze motorie. Veramente è molto molto confortevole, e nonché anche, per esempio, oggi pomeriggio partecipano anche a laboratori proprio dal vivo, perché sono in atto i progetti PNRR con attività co-curriculari che arricchiscono ulteriormente l'offerta formativa con musica, cinema, teatro e laboratori ovviamente di mentoring, di orientamento, di potenziamento, di competenze di base. Ecco, raccomandiamo per le iscrizioni, c'è una nuova procedura, magari così, sì, giusto per chi ci ascolta. Sì, quest'anno i genitori praticamente accedono tramite una piattaforma, la piattaforma unica, quindi dovranno munirsi ovviamente di identità digitale, ed è una piattaforma che però dopo utilizzeranno sempre, perché da lì passa tutta la vita della scuola, ma gli uffici di segreteria sono sempre pronti e disponibili a fornire il supporto necessario ai genitori, e se incontrano qualche difficoltà anche nel momento dell'iscrizione. Ricordiamo, per chi magari non è potuto venire oggi, che ci sarà un altro appuntamento, un altro Open Day a gennaio. Sì, il 16 gennaio, quindi abbiamo la possibilità di continuare a fare conoscere la nostra scuola, ma anche l'Orienta King è uno sportello di consulenza a 360 gradi, perché chi vuole può venire, e soprattutto concentriamo le visite nelle giornate di sabato per conoscere direttamente la vita della scuola, le attività quotidiane che svolgiamo all'interno della nostra istituzione scolastica. Concerto di Natale degli alunni dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro di Agrigento. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. A conclusione delle giornate di Open Day, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro offre un vero e proprio concerto di Natale, un momento per restare insieme, per condividere questo particolare momento della scuola e per saggiare anche gli alunni dell'indirizzo musicale e i loro strumenti. Sì, a conclusione delle 3 giornate di Open Day, in cui l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro si è aperto al territorio, oggi c'è il concerto di Natale. Protagonisti assoluti saranno gli studenti e le studentesse dell'indirizzo musicale, un'orchestra scolastica formata da più di 70 elementi che ha avuto tanti prestigiosi riconoscimenti sia in campo regionale che nazionale. Proprio l'indirizzo musicale è una delle offerte formative dell'istituto. Sì, l'indirizzo musicale è un aspetto estremamente qualificante della nostra offerta formativa. Si studiano 4 strumenti, i docenti sono qualificati e io consiglio agli alunni futuri iscritti di scegliere questo percorso, perché è altamente formativo e diventa anche un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. La musica, si sa, aggrega, dà gioia e ce n'è bisogno in questo particolare momento. Sì, la musica è un momento di condivisione e i nostri giovani, dopo tanto periodo di isolamento a causa della pandemia, hanno bisogno di questi momenti di condivisione, di amicizia, di gioia e di stare insieme. È sempre un momento bello la musica, l'aggregazione, soprattutto adesso, insomma, a Natale, dove tutti siamo più buoni. Assolutamente, l'orchestra è, dal punto di vista educativo e formativo, il momento sicuramente più importante per i ragazzi, perché è il momento in cui ognuno deve dare il proprio contributo, fare la propria parte, che è fondamentale per il successo di tutto l'insieme. Siamo all'inizio dell'anno scolastico e magari qualcuno è alle prime armi con lo strumento. Ci sono per esempio gli alunni di prima che sono appunto alla loro prima esperienza,
ma devo dire che già sin da subito sono riusciti a integrarsi e già stanno dando il massimo delle loro possibilità e soprattutto già stanno capendo l'importanza di un momento di insieme, qual è appunto quello dell'orchestra e della musica di insieme. E il Natale sicuramente è l'occasione che noi in genere sfruttiamo proprio per insegnare loro qual è il valore non soltanto dal punto di vista strettamente musicale ma anche appunto educativo e sociale dello stare insieme e di dare ognuno il proprio contributo. Ma professore, mi scusi, è l'alunno che sceglie lo strumento o è lo strumento che piano piano si va avvicinando all'alunno? Diciamo è un insieme di tutte e due, ovviamente l'alunno viene captato dalla bellezza dello strumento e quindi poi sarà lui con le sue capacità a farlo proprio, quindi diciamo è un incontro. Prevalenza di pianoforte, violino, chitarra, ho visto anche tanti strumenti a fiato. Sì, diciamo che abbiamo una bella sezione di trombe, e soprattutto di percussioni anche, abbiamo un po' di percussioni. Possiamo dire una mega orchestra? Già è una mega orchestra, assolutamente sì, lo sentirete perché il suono sarà molto energico e dirompente, ecco. Le spoglie del principe Tomasi di Lampedusa verranno trasferite al Pantheon degli Illustri di Sicilia, che si trova presso il convento di San Domenico a Palermo. Il servizio di Margherita Trupiano. Le spoglie del principe Tomasi di Lampedusa, celebre autore del manifesto più vivo dell'identità della cultura siciliana, saranno trasferite nel Pantheon degli Illustri di Sicilia, che è il luogo naturale deputato a custodire e onorare le tombe di coloro che hanno reso celebri Palermo e la sua storia. Lo dice il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, a seguito del decreto firmato dal dirigente generale del DASO, Salvatore Recchi, con cui si autorizza la tumulazione privilegiata dello scrittore Tomasi di Lampedusa nella chiesa di San Domenico di Palermo. È stata accolta dunque l'istanza di padre Sergio Catalano, rettore della stessa chiesa, con cui si chiedeva il trasferimento al Pantheon delle spoglie mortali del grande scrittore dalla tomba di famiglia sita nel cimitero dei Cappuccini, dove riposavano dal luglio del 1957 a seguito dei pareri motivati rilasciati dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dalla Soprintendenza per i beni culturali nonché dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo e il nulla osta rilasciato dalla Curia Arcivescovile di Palermo. Ed è un atto dovuto per il dirigente del DASO Erechirez in ragione dello straordinario livello culturale del personaggio da tempo scomparso, cristallino esempio, dice, di narratore storico dal valore sempre attuale. E l'ex magistrato Antonio Ingroia è stato assolto dall'accusa di peculato. La corrispondenza da Palermo. Giustizia è fatta e la verità trionfa sempre. È raggiante l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che ha commentato in questo modo l'assoluzione in appello dall'accusa di peculato dopo la condanna in primo grado a 1 anno e 10 mesi, pena sospesa per i rimborsi e assolto per i 117.000 euro percepiti a titolo di indennità di risultato. Secondo l'accusa, l'ex magistrato, quando era liquidatore e poi amministratore della società Sicilia e Servizi, avrebbe ottenuto rimborsi che non gli sarebbero spettati. La Corte d'Appello ha revocato la condanna per i rimborsi spesi illegittimi e riconosciuto l'insussistenza del fatto per la riscossione dell'indennità di risultato. La Corte ha anche disposto la revoca della confisca delle somme di denaro decisa dal Tribunale. Ingroia commenta: ringrazio i giudici della Corte d'Appello di Palermo che con un'approfondita e attenta istruttoria dibattimentale hanno permesso alla verità dei fatti di affermarsi e che con serenità ed equilibrio hanno pronunciato questa sentenza di assoluzione con formula piena nei miei riguardi, che ha cancellato ogni menzogna e calunnia diffusa in questi anni sul mio conto. Finalmente si riafferma la verità, e cioè che negli anni in cui ho guidato la società Sicilia Digitale l'ho fatto in modo pienamente legittimo, trasparente, serio ed efficace, facendo risparmiare ai siciliani svariate decine di milioni di euro. Si è svolto presso l'Aula Magna dell'ITET Girolamo Caruso di Alcamo il seminario dal titolo Cultura digitalizzata, Living Lab,
come ponte tra la traduzione e la modernità, la corrispondenza da Trapani. È una giornata aperta al territorio, è una giornata sull'innovazione, è una giornata piena di cultura, perché come è giusto che sia, noi abbiamo delle tradizioni, abbiamo una storia, questa va valorizzata e va vista sotto la nuova luce dell'innovazione tecnologica. Il Living Lab che abbiamo formato, che abbiamo fondato, di cui siamo partner proponenti, ci induce proprio a creare queste forme di condivisione globale. I ragazzi partecipano, trattano materie che potrebbero sembrare lontane dalla loro vita, ma che diventano assolutamente moderne e coerenti con l'epoca che viviamo, perché fatte attraverso le nuove tecnologie. Quindi avere una statuina che risale a un'epoca molto antica e che è nel parco archeologico di Segesta, e quindi la storia della madre terra. Cosa diventa per i ragazzi? Diventa un oggetto che loro possono rendere con la realtà virtuale reale, ma nello stesso tempo trovano il mito e apprendono la storia. Quindi abbiamo fatto della storia una materia viva. Ed è quello che a noi interessa fare, perché la cultura va modernizzata, non possiamo pensare di continuare a fare come si faceva una volta, dobbiamo rinnovarci, innovarci per renderci interessanti agli occhi dei ragazzi, altrimenti li perdiamo, e non è questo lo scopo della scuola. Lo scopo della scuola è formare, informare e far crescere oggi il futuro, perché è inutile aspettare domani, il futuro è già oggi. Mi fa particolarmente piacere rendere contemporaneo qualcosa che è veramente antico. Da questi scavi di Contessa Entellina, che è un enclave di una città elima che fa parte dell'organizzazione del Parco Archeologico di Segesta, abbiamo ricavato questa statuina di Demetra, collegata al culto del grano che gli antichi elimi veneravano in maniera particolare. L'idea che è partita con un progetto di installazioni e di attività al Parco Archeologico era quella di scansire questa statuina, farla diventare qualcosa di contemporaneo, ma ritornare indietro nell'antico. Quindi da questa statuina noi ricaveremo dei calchi, con questi riusciremo a realizzare dei pupi di zucchero, quelli della nostra infanzia. Questi pupi di zucchero saranno l'oggetto di laboratori didattici per i bambini, ma un modo per sconfiggere l'idea di Halloween e ritornare alle antiche tradizioni di questo territorio. Con la dolcezza speriamo di conquistare i bambini, ma anche i genitori, all'archeologia e a questa storia di identità straordinaria del nostro territorio. Il progetto è Heritage ICT Mediterranean Platform for UNESCO Cultural Heritage, che è un progetto NCBC Med che si è concluso proprio il 15 di novembre e che ha riguardato proprio lo sviluppo di prodotti multimediali, quindi in realtà aumentata, virtual reality, ologrammi, per la valorizzazione e la fruizione dei siti UNESCO. Noi ci siamo occupati del sito UNESCO di Palermo Arabo-Normanna, abbiamo lavorato su molti manufatti che fanno parte già sin d'ora del circuito e anche sui manufatti normanni che non lo sono. Abbiamo costituito un gruppo interdisciplinare dove ci sono architetti tecnici, docenti di rilievo, e abbiamo fatto le acquisizioni, quindi tramite rilievi strumentali con laser scanner, con luce strutturata o meno a seconda, perché abbiamo lavorato sia sui manufatti architettonici che sui manufatti, quindi sugli oggetti, diciamo, d'arte, chiamiamoli così, quindi acquisendoli e dopodiché proponendo delle ricostruzioni, basandoci ovviamente su documenti d'archivio, su ricostruzioni, diciamo, anche di pittori, diciamo, dell'epoca, su immagini e disegni, insomma, dei viaggiatori, riproponendo appunto delle ricostruzioni che riguardano gli oggetti e i manufatti e facendoli fruire attraverso appunto questi nuovi hardware, quindi i visori, le cardboard, cose che mostriamo oggi qui ad Alcamo. In questa giornata noi cominciamo a far conoscere i frutti dell'impegno profuso da tutti i partecipanti al Living Lab. L'entusiasmo non nasce per caso, io credo che coloro i quali manifestano questo entusiasmo hanno cominciato a vedere i primi lavori fatti da noi e dai ragazzi che seguiranno le attività. Nulla nasce per caso. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, evidentemente fa parte di quelle che sono le nostre attività. Noi miriamo a formare i tecnici del futuro. Questo è il compito che i Galli hanno sui territori e questo che cercheremo di portare avanti.
Passiamo allo sport, finisce per 3-1 la partita giocata in trasferta tra il Portici e l'Akragas, giocata presso lo stadio di San Giro. Per l'Akragas ha segnato Marrale, la squadra di Deni attualmente 21 punti e si colloca al 10° posto della classifica, in testa sempre più distaccato dalle altre il Trapani con 47 punti, già campione d'inverno. Il servizio di Carmelo Lentini. L'Akragas si congeda nel peggiore dei modi dal 2023 e adesso sono ben 6 le giornate che non riesce più a vincere. L'ultima è stata all'Esseneto con la San Cataldesi lo scorso mese di novembre per 2-1. 11 reti in 6 gare subite sono un po' troppe e allo stadio San Giro di Portici ha mostrato i soliti limiti. Il Portici non ha fatto cose eccezionali, ha giocato una gara onesta, affrontata con la giusta determinazione, cattiveria agonistica e grande dinamismo. La rete del vantaggio porta la firma del calciatore più rappresentativo della compagine partenopea, vale a dire Vincenzo Maione, un grande opportunista che al 14° sfrutta a dovere un assist lungo la fascia di Tusce, si presenta al cospetto del portiere Governali e lo infila con un rasoterra all'angolo basso. È il suo 9° sigillo personale in questo torneo. Timida la risposta dell'Akragas che si infrange contro l'organizzata difesa di casa. Nel secondo tempo, al 63°, l'arbitro assegna un calcio di punizione dai 25 metri per il Portici. Breve rincorsa dei Marcucci e pallone dentro il sacco. Il raddoppio sveglia l'Akragas che ha una sorta di reazione, ma i tiri in porta sono facile preda della difesa dei campani e ci vuole un errore campano proprio per consentire all'Akragas di dimezzare le distanze. Infatti all'87° Marrale anticipa con furbizia il difensore Gargiulo, fila dritto verso la porta avversaria, affronta il portiere De Luca in uscita e deposita in rete. Si riaccendono le speranze biancazzurre e in pieno recupero, vale a dire al 92°, Garufu con un tiro forte a volo da buona posizione spara alto. Al 65° invece arriva la beffa. Compagine biancazzurra tutta avanti nel tentativo di raggiungere il pari. Di Guida fugge in contropiede e per lui è un gioco da ragazzi infilare la porta lasciata sguarnita. Arriva l'8ª sconfitta stagionale di questo girone di andata con 27 gol subiti e 18 segnati. Adesso la società deve riflettere parecchio in previsione di un girone di ritorno che si prospetta per tutti molto incerto e combattuto. Questi i risultati dell'ultima giornata del girone di andata, che ha già laureato con una giornata di anticipo il Trapani, campione d'inverno, davanti al Siracusa che giocherà proprio questo giovedì in casa contro il Real Castelnuovo e così potrebbe conquistare il secondo posto, mentre rimangono 7 i punti di vantaggio sulla terza, vale a dire la Vibonese. Per quanto riguarda invece le agrigentine Akragas, Licata e Canicattì, tutte e 3 hanno concluso malamente l'anno. Vediamo i risultati. Acireale San Cataldese 2-1, Gioiese Castrovillari 0-1, Licata Vibonese 1-3, Portici Akragas 3-1, Reggio Calabria Igea 1-0, San Luca batte Canicattì 2-0, a Sant'Agata di Militello Trapani batte Sant'Agata 1-0. Questo giovedì invece si gioca a partire dalle 14:30 Siracusa Real Castelnuovo. Hanno riposato Locri e Ragusa. Sì, è una squadra che nelle ultime gare sta crescendo partita dopo partita e oggi questa vittoria ci dà la consapevolezza di essere una squadra importante, che si può giocare la salvezza e siamo contenti perché i ragazzi lavorano bene e poi si vedono i frutti. Noi dobbiamo continuare così, con l'umiltà giusta, con la giusta concentrazione, perché non ci dobbiamo mai sentire appagati, dobbiamo avere sempre fame, dobbiamo avere sempre grande serietà nel lavoro, perché questo poi alla lunga paga sempre. Sì, è giusta analisi, noi anche sabato lì a Vibo abbiamo fatto
questa partita mettendo Di Prisco e Turket sotto punto, e Maione ne beneficia tanto perché ha sempre giocatori vicino per poter giocare, appoggiarsi, duettare, chiedere filtranti, come sono successi sia sabato col Vibo e sia oggi con Turket. Gli ha dato 2 palle importanti, ha fatto 2 gol, quindi anche Maione è cresciuto molto nella manovra, nella finalizzazione. È un giocatore che ha fatto 9 gol e veramente sta facendo cose importantissime. Ci auguriamo di continuare così, ci auguriamo di trovare sempre più quadratura, sempre più identità, perché a noi piace sempre giocare, avere sempre il possesso, e quando lo facciamo diventiamo una squadra importante. Tanta soddisfazione, ti ringrazio che hai notato questo, nel senso che la squadra comunque, tranne la partita col Trapani, negli ultimi 10 partite abbiamo perso solo contro di loro, quindi è sinonimo di grande crescita di questa squadra. Il lavoro paga sempre, è un grande staff. E in merito a tale risultato e al futuro della squadra abbiamo ascoltato il patron dell'Agragas, Giuseppe Deni. Presidente, cosa sta succedendo all'Agragas? Ulteriore sconfitta a Portici. Ma diciamo che questa sconfitta lascia un po' l'amaro in bocca, però anche le altre squadre che sono sotto di noi hanno perso tutti, per cui diciamo che la classifica da questo punto di vista rimane invariata, anche se ci dobbiamo chiedere il perché questa squadra non riesce ad esprimere, diciamo, dei valori, visto e considerato che abbiamo giocatori importanti. Domani faremo una riunione tecnica con l'allenatore e vedremo di capire che cosa non va in questo minuto. C'è un momento di stanca quasi quasi, forse ha deciso un po' di rassegnarsi, di mollare, Presidente? No, io ho sempre detto che nelle cose che ho fatto ho sempre cercato di essere un vincente. In Agragas abbiamo una grande difficoltà, abbiamo una criticità che è, diciamo, l'attrezzo di lavoro, il campo sportivo. Se non ricevessimo assicurazioni e cose concrete da parte dell'amministrazione comunale sul fronte diciamo Torrefaro e Manto Erboso, è chiaro che l'anno prossimo molleremo. Questa è una vicenda che insomma sta durando parecchio. Perché non arrivano queste risposte nonostante le tante rassicurazioni dell'assessore, della giunta? Però insomma si parla ma alla fine non si arriva al dunque. Ma io è da 2 anni che mi chiedo il perché. Sono stato un pochettino in stand-by perché ho molta fiducia nell'assessore Piparo, ma è chiaro che la fiducia è una fiducia a tempo. Se prima della fine del campionato non ci fossero segnali concreti, è chiaro che consegneremo le chiavi della squadra al sindaco e poi sarà un problema loro. Quindi diciamo fa un'altra squadra, va altrove o smantella l'attuale squadra? No, diciamo che il mio gruppo ha sempre voluto fare calcio professionistico. Se questo ci è precluso perché l'amministrazione comunale non è in grado di fare quegli accorgimenti che sono necessari per disputare un campionato di Serie C, è chiaro che ci sposteremo altrove. L'Agragas rimarrà degli agrigentini, se c'è qualcuno di buona volontà che la vuole curare, se la curasse. Sicuramente Presidente, noi no. Siamo alla penultima del girone di andata, il Trapani sta volando, un suo commento? Ma ormai credo che i giochi sono fatti, il Trapani, ormai si discute tra Trapani e Siracusa per la vittoria del campionato, poi tutto il resto è delineato, ci sono le calabresi che sono diciamo in fondo alla classifica e poi le altre sono al centro classifica. Penso che questo sarà il trend del campionato. Quale augurio dà ai tifosi sportivi agrigentini? Ma l'augurio che do anche a me stesso, quello che il Comune faccia alcune cose concrete e finalmente si riesce ad avere uno strumento che ci possa permettere di programmare un futuro nella Serie C. Aria natalizia ieri in Auser a Ribera, amici della terza età, con il coro diretto dal maestro Giuseppe Smeraglia, vi proponiamo il brano Tu scendi dalle stelle.
E questo è tutto per oggi per TVA Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.